Il piatto di oggi sono degli spaghetti con le vongole del Delta. Le vongole è un prodotto particolare nostro, un frutto straordinario fra l'altro che un po' ricorda il profumo del mare, la zona tipica che abbiamo nel Delta del Po. Prepariamo un fondo di cipolla tritata o affettata, una casseruola nella quale poi metteremo ad aprire le vongole stesse con profumo d'aglio, cipolla. Volendo si può anche sfumare con un goccio di vino bianco secco, lo stesso vino poi che accompagneremo al piatto finale. Ci prepariamo l'acqua per la cottura degli spaghetti, tufferemo gli spaghetti e li terremo molto al dente. Gli ultimi 5 minuti di cottura li finiremo dentro alla padella stessa, nella quale una parte delle vongole sono state sgusciate e rimesse nel fondo di cottura e una parte saranno lasciate intere. Una spruzzatina di prezzemolo fresco potrebbe dare colore al piatto, non è d'obbligo ma rallegra il piatto e lo rende bello alla vista. Presentato poi con eleganza nel piatto, un piatto che può essere abbinato a un serprino fresco o a un soave.